Presidente Zannini, parliamo di questa iniziativa. È un'iniziativa fortemente voluta perché questo convegno, al di là della essenziale, diciamo, portata culturale, concentra su di sé un duplice significato. Il significato vero e proprio con interventi di grande fattura e di grandissimo valore politico e, diciamo, e storico, e in più, diciamo, è un convegno che io ho spostato artatamente da un'altra sede alla sede del centro per Paolo Pasolini, perché è un centro, diciamo, di grandissima vigoria culturale e che sta ponendo le basi per affiancare l'organizzazione di Agrigento 2025 e apportare dei correttivi possibilmente diciamo, augurabilmente a quelle che sono l'indirizzo che seguirà questa manifestazione. Si sono svolti diversi convegni, diversi incontri e sono diciamo, uscite delle proposte che ci auguriamo vengano accettate dalla struttura organizzativa di Agrigento 2025. Ecco, oggi parlate di due politici agrigentini che hanno guidato la regione. Sicuramente abbiamo parlato di Alessi, che è stato il primo presidente, la Loggia, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni perché è stato, diciamo, un rappresentante della politica agrigentina di altissimo valore, e con questo convegno abbiamo voluto certificare, abbiamo voluto concentrare sull'importanza dei politici agrigentini nel primo governo della regione Sicilia. Onorevole, un convegno sicuramente di un certo interesse, quello che si sta svolgendo oggi al Pasolini, che parla di due figure storiche agrigentine alla guida della regione siciliana. Sì, siamo tornati molto indietro nel tempo e naturalmente hanno scelto me come relatore perché in qualche modo all'indietro posso arrivare anche con la memoria. E si è parlato in modo particolare dei protagonisti agrigentini che contribuirono in maniera determinante alla costruzione dell'autonomia, della classe politica che sorse dopo la fine della guerra con la caduta del fascismo e del regime totalitario fascista. E ho ricordato i protagonisti del movimento di sinistra, del blocco del popolo, come allora si chiamava, dei comunisti e dei socialisti. Ho ricordato Cuffaro, Sessa, Di Benedetto, Lauricella, Fiorentino, Pancamo. Ho ricordato gli uomini della Democrazia Cristiana che sono stati protagonisti, da Scifo, che fu assessore del primo governo Alessi, e poi la Loggia, e poi naturalmente tutti gli altri che diedero un contributo essenziale anche non solo di natura politica. I personaggi prima di loro, quelli che ebbero un protagonismo diverso, furono Enrico La Loggia, il professore, il presidente della Corte Costituzionale Ambrosini e Guarino Amella, che sono stati tra coloro che costruirono l'autonomia siciliana, che diedero vita allo statuto. Ed è bene ricordare un passato interessante, controverso, difficile, quando la provincia di Agrigento era nelle condizioni in cui lo erano ovviamente tutte le realtà meridionali in particolare, di assoluta miseria, di mancanza totale dei beni essenziali e della voglia dell'epoca, anche sotto la guida di una classe dirigente notevole, di uscire da quella condizione. Salvatore Pezzino è tra i relatori di questo interessante convegno di politica che riguarda anche gli amministratori agrigentini. Sì, abbiamo parlato del contributo che è venuto da parte della provincia di Agrigento a questa stagione autonomistica che è nata nel 1946 con il primo governo Alessi. In particolare mi sono soffermato sul contributo che è venuto da parte dell'onorevole Giuseppe La Loggia, che è stato, diciamo, per ben 4 legislature, anzi 5, presente all'Assemblea regionale siciliana, e in tutte queste legislature ha ricoperto vari incarichi, 2 volte presidente della regione, presidente dell'assemblea, più volte è stato assessore in diversi rami. Un economista e anche un fine giurista, ma soprattutto un politico di razza.
Da parte sua c'è stato un impegno notevole sul fronte della riforma agraria, sull'industrializzazione della Sicilia, ma dobbiamo ricordare che quando è stato assessore al turismo e ai trasporti ha dato un senso a questo assessorato che prima di allora veniva considerato un assessorato di serie B, quindi era un assessorato che non volevano molti ricoprire perché ritenevano che fosse di poca importanza. Da quando è stato ricoperto alla Loggia, questo assessorato è diventato importante perché si è capito il contributo che può venire all'economia dell'isola dallo sfruttamento del turismo. Un personaggio quindi di grande spessore che poi ha continuato la sua attività nel Parlamento nazionale per 4 legislature, sempre impegnato sul fronte finanziario, perché è stato componente della Commissione Finanze e poi della Commissione Bilancio e più volte ha scritto praticamente il bilancio dello Stato, quindi una personalità che ha dato un grosso contributo alla rinascita della Sicilia e a una stagione autonomistica che naturalmente ha segnato la vita di questa isola.